Tutto esaurito a San Siro per il concerto di Cesare Cremonini. Le canzoni del cantautore bolognese emozionano il pubblico di Milano. L'inviato Leonardo Metalli. Quando pare non c'è una ricompensa. Una scena imponente, oltre 50.000 persone allo stadio San Siro per Cesare Cremonini. Una prima volta per lui da non dimenticare. Seguirà l'Olimpico a Roma e poi Bologna. 20 anni per planare sullo stadio di San Siro e poi su altri stadi. È un traguardo oppure un'altra partenza? Noi siamo qua per restarci negli stadi, vogliamo portare la musica oltre il confine della felicità che pensavamo fosse il nostro proprio tetto, no? La cosa che ho scoperto di più di me in questa avventura è quanto sia importante la gioia da portare al pubblico quando vengono in così tanti, quando riempiono San Siro, quando riempiono l'Olimpico, il Dallara, posti dedicati alla felicità. E poi succede che ci sentiamo bene. Si parte con possibili scenari e si arriva passando per tutta la tua attività musicale. Sì, perché il bello di fare gli stadi non è gli stadi in sé, la location è meravigliosa per carità, soprattutto quando si parla di San Siro, dell'Olimpico eccetera, ma la cosa bella di fare gli stadi è quando ci porti una carriera dentro. Girare il mondo, non andarci contro. Partendo da un giro in Vespa si può andare ovunque. Diciamo che io sono un cantautore che con tantissimo rispetto per chi è venuto prima di lui cerca di portare avanti la musica in Italia. Cerca il diavolo negli occhi degli altri. Bene, ci fermiamo qui.